È iniziato l'intervento di restauro al battesimo di Cristo del veneziano Giovanni Bellini, conservato nella chiesa di Santa Corona. La soprintendenza archeologica, belle arti, paesaggio in questi anni, con la direzione dei musei civici, ha effettuato un attento monitoraggio del dipinto cinquecentesco, su cui ha rilevato distacchi e lacune tali da rendere necessario un intervento conservativo. L'ultimo intervento di restauro completo del dipinto su tavola, che ritrae Cristo con Giovanni Battista a sinistra mentre lo battezza, con le tre figure teologali alla destra, risale al 2010. Questo intervento manutentivo tenderà a ristabilire le proprietà di supporto strutturali del dipinto, con particolare attenzione alle parti lese, ricostituendo successivamente l'aspetto estetico. Per quanto riguarda l'altare Garzadori, manufatto marmoreo di grandi dimensioni che si presenta oscurato da deposito di particolato, si prevedono operazioni di manutenzione estetica e conservativa. Il battesimo di Cristo di Bellini ritornerà ad essere ammirato il 25 maggio. Durante il restauro la chiesa resterà aperta con i consueti orari.